15ª edizione di Motorbike Expo 2023 che si è aperta ieri a Verona, il primo grande evento del 2023 a livello mondiale, un settore, quello delle due ruote, in cui il Veneto eccelle, ha affermato il governatore della Regione Veneto Luca Zaia, accompagnato nella visita dell'Expo dall'assessore Elisa De Berti e dal presidente di Verona Fiere. Un territorio il nostro, perfetto per i viaggi in moto, ha detto il governatore, passando dalle Dolomiti al mare. La Regione Veneto ha presentato in fiera un opuscolo riportando una serie di itinerari turistici da percorrere sulle due ruote, scaricabile anche dal sito internet della Regione. Un comparto, quello delle due ruote, in crescita non solo per i motori ma anche per il vestiario ed accessori. I numeri del Motorbike Expo, 600 espositori da 35 paesi, 7 padiglioni, 100 eventi connessi, 20 premiazioni di vario genere, 100.000 metri quadrati espositivi con il 33% degli espositori rappresentato da produttori e distributori di accessori e abbigliamento. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.